Io vorrei partire nella dichiarazione di voto, mi dispiace che in questo momento non ci sia, ma è una questione casuale, con un ringraziamento all'assessore Calzavara e a tutti gli assessori che hanno ascoltato e in parte accolto alcune delle nostre sollecitazioni. Lo dico perché non era scontato, lo dico perché non è banale. Dentro un consiglio regionale dove la minoranza conta meno di un quinto della rappresentanza, l'assessore Calzavara e la Giunta non è tenuta a tener conto delle nostre opinioni e delle nostre sollecitazioni. E quando viene fatto, pur nella dialettica aspra che spesso mi contraddistingue, questa è una qualità che io voglio riconoscere a tutta la Giunta e in particolare all'assessore Calzavara. Abbiamo discusso per 2 giornate intere e ci sono alcune questioni che la Giunta ha raccolto che secondo me vale la pena valorizzare perché per noi, capogruppo Polato, sono significative, magari non tanto in termini di quantità di risorse. Una volta che l'ho ringraziata Calzavara, lei non c'era. No, ma ho detto che era una casualità, ma siccome le dico sempre su, per una volta che la Esatto, ne ho approfittato perché non c'era, no scherzo, a parte le battute. Dicevo, sono state raccolte alcune indicazioni che per noi sono importanti e che vogliamo interpretare come un buon segnale, appunto un'indicazione di interesse. Mi riferisco in particolare, ringrazio l'assessore Lanzarin per l'attenzione alla nostra richiesta di aprire o di valutare le opportunità e le possibilità di aprire degli sportelli antiviolenza dentro le università, perché ne abbiamo parlato molto e tristemente durante il Consiglio convocato apposta per discutere di quanto è accaduto a Giulia Cecchettin, a quell'episodio drammatico di femminicidio, e abbiamo condiviso la necessità di costruire presidi contro le discriminazioni e contro la violenza di genere anche nei luoghi dove i ragazzi si formano, e le università sono momenti e luoghi importanti. Abbiamo apprezzato l'apertura verso la dotazione per le borse di studio, come ho già detto, non sufficiente ma comunque alle condizioni date un segnale di attenzione. Personalmente e a nome di tutti i colleghi della città di Padova, l'attenzione dell'assessore Lanzarin alla questione di Casabreda nell'annuncio della disponibilità della Regione a valutare l'acquisto e tanti altri interventi puntuali che oggettivamente noi abbiamo costruito con le poche risorse disponibili, cercando di incrociare alcune criticità. E quindi ringrazio davvero chi, pur nella disparità di forze in campo, non si è voluto sottrarre ad alcune sollecitazioni. E io accolgo anche, diciamo, come dire, con spirito positivo rispetto alle intenzioni il richiamo al principio di coerenza. Lo diceva in parte anche il capogruppo Polato poco fa. Noi è vero che stiamo dentro la contingenza, ma non veniamo da Marte, non capitiamo qua per caso, siamo qua a rappresentare una parte, siamo dei partiti, rappresentiamo una parte che ha un orizzonte ideale, un profilo valoriale che è diverso, e rispetto a questo profilo valoriale, questo orizzonte ideale, noi tendiamo a declinare soluzioni diverse a problemi che riconosciamo comuni. E rispetto a questo io ribadisco il principio che l'idea che i tagli lineari possano essere una soluzione di fronte alla crisi economica è un'idea sbagliata, e è sbagliata quando la fa la Regione del Veneto, ma è sbagliata anche quando la fa il governo di destra della Meloni, imponendo anche alle regioni virtuose come il Veneto un taglio lineare di oltre 26 milioni di euro. Perché guardate, ci vuole appunto, assessore Calzavara, coerenza. E se voi rivendicate l'eccellenza della nostra regione, lo dovete andare a spiegare a Giorgia Meloni quando chiede indistintamente al Veneto, alla Sicilia, alla Campania e al Piemonte il medesimo sacrificio.
perché gli elettori cercano la coerenza, ma non è una coerenza che deve essere, che significa non cambio mai in 13 anni, è una coerenza nell'avere la capacità e il coraggio di usare le stesse parole d'ordine quando ci si siede alla presidenza di una regione o quando ci si siede alla presidenza del Consiglio e non si tiene insieme il bisogno di corrispondere ai veneti, caro capogruppo Polato, con un investimento esorbitante sul ponte e sullo stretto, per fare esempi di coerenza che stanno tutti dentro la vostra coalizione e dentro la Lega per Salvini. Ora, la coerenza è un valore, assessore Calzavara, ma è trasversale e allora sì, io voglio ribadirlo. Non c'è nessun pregiudizio ideologico o contrarietà alla ricchezza o ai nuovi ricchi, come li ha definiti il capogruppo Polato. Benissimo. Il problema è che voi non vedete i nuovi poveri. I nuovi poveri non li vedete e vi nascondete dietro slogan per svolgere quella funzione che accresce le diseguaglianze che ha caratterizzato tutti i governi di destra in questo Paese e in Europa negli ultimi 30 anni. E chi sono i nuovi poveri? Perché il crimine non è per chi non lavora, sta sul divano e prende il reddito di cittadinanza. Il crimine per noi è chi lavora e malgrado lavori non guadagna abbastanza per arrivare a fine mese perché viene pagato una miseria. E sono questi i nuovi poveri che avrebbero bisogno di tutele. E a me va bene anche rivedere gli scaglioni IRPEF nel momento in cui vi prendete un impegno per garantire provvedimenti che possano offrire un salario giusto e dignitoso per tutti, sia per chi usa il merlo, come direbbe il consigliere Montanariello, sia per chi fa l'ingegnere nucleare. E invece voi distinguete perché la vostra ideologia si fonda su una società divisa tra chi può e chi non può, tra chi è del nord e chi è del sud, tra chi è cattolico e chi non è cattolico, tra chi appartiene all'organizzazione studentesca a sinistra e chi appartiene all'organizzazione studentesca a destra. Sulle divisioni e sulle esclusioni si fonda il vostro modello sociale e noi stiamo da un'altra parte. Stiamo da un'altra parte e stiamo dalla parte degli imprenditori che onestamente provano a lavorare e che sono, e spesso in questa regione accade, lavoratori poveri tanto quanto i lavoratori dipendenti sottopagati, e stiamo dalla parte dei giovani che non hanno opportunità in questa regione, che ne hanno meno rispetto ad altri territori e per loro vogliamo costruire un sistema più giusto, perché la questione della giustizia sociale, la giustizia sociale per noi è centrale. E allora, guardate, io credo che noi dovremmo seriamente pensare a costruire una politica che non si fondi sulle divisioni, lo dicevo prima, tra chi sta in maggioranza e chi sta in minoranza, tra chi sta con Zaia e chi non sta con Zaia, tra chi sta con i sindacati e con chi limita il loro diritto di sciopero. Noi dovremmo costruire le condizioni per trovare un terreno di confronto su alcune questioni concrete che corrispondano a dei bisogni materiali reali delle persone. E allora, per fare questo, al netto che poi il consenso decide, i cittadini decidono chi deve governare e chi deve fare opposizione, il monologo non è la soluzione, care colleghe e cari colleghi, che è quello che abbiamo visto anche in questi 2 giorni. Lo dico con rammarico, non con polemica, davvero. A me farebbe piacere poterci confrontare, come abbiamo appena fatto col collega Polato, sul profilo ideale, ma anche sulle soluzioni concrete. Io lo so che 2 giorni qua a rompersi le scatole mentre i 10 consiglieri di minoranza parlano è faticoso. Ha parlato di silenzio doloroso giustamente l'assessore Calzavara, ma vi assicuro non facciamo un buon servizio alla causa. Cioè, dovremmo forse fare uno sforzo per superare il dolore del silenzio e provare a confrontarci tra noi, come facciamo peraltro informalmente fuori da questa sala.
perché con tanti di voi fuori da questa sala proviamo a stare nella concretezza del problema e poi arriviamo qui e non dite mai niente. Tanti comunicati stampa, ma nessuna parola in aula, nessuna parola in aula. Un comunicato stampa in meno, colleghi della maggioranza, una parola in più in aula. Mi rivolgo al portavoce Villanova, al segretario regionale della Lega Nord, a chi vi devo rivolgere questo appello, ma non per polemica, tanto non ci bada nessuno lo stesso, ma almeno per utilizzare questi 2 giorni che comunque dobbiamo stare qua in maniera più proficua, perché io penso che il silenzio, quello davvero doloroso, sia anche per chi chiede risposte e non le trova, anche in termini dialettici. Il silenzio sia doloroso anche per chi cerca confronto politico e non riesce a costruire una soluzione collettiva, comune, condivisa, dentro un confronto però che sia reale. Io ve lo dico davvero, non per polemica, ma noi non ci accontentiamo dei 48 minuti dell'intervento del Presidente Zaia che viene qui e ci dà la linea, perché noi poi alla fine il lavoro tutte le settimane lo facciamo con i consiglieri regionali, non con la meteora che arriva una volta ogni 12 mesi. Non dico che non ci interessi l'opinione del Presidente, ma poi siamo noi che dobbiamo assumerci la responsabilità tutti i giorni di assumere delle decisioni. E io lo capisco, davvero, capisco la volontà di non costruire polemica o di non rispondere ai nostri interventi in aula su una lettura politica, dialettica, ma semplicemente non credo sia utile, banalmente. Non è utile alla funzione che svolgiamo. Ora, se è vero che il tempo che viviamo invece secondo me richiede confronto, perché soluzioni facili non ce ne sono, a maggior ragione per chi ha la responsabilità della maggioranza, soluzioni facili non ce ne sono, allora il tempo richiede confronto e richiede soluzioni che vanno anche ricercate dentro una dialettica. Io sono preoccupata, lo ribadisco, capogruppo Polato, dalla preclusione che avete in parte dimostrato su alcune proposte. È un fatto grave che mi preoccupa proprio per l'analisi del contesto che ho fatto del tempo che viviamo. Mi preoccupa la volontà pervicace di continuare a non voler vedere alcune fragilità strutturali che ci sono in questo Paese. Per questo noi voteremo ovviamente contrario a questo bilancio, perché malgrado la discussione di questi giorni continuiamo a ritenerlo non adeguato ai bisogni che le cittadine e i cittadini del Veneto ci rappresentano quotidianamente. Vorrei anch'io rivolgere dei ringraziamenti in chiusura. Le opposizioni non lo fanno mai, oggi lo vorrei fare. Ringrazio l'assessore Calzavara per la pazienza, non solo di questi 2 giorni, per la verità. Ringrazio anch'io il personale del Consiglio regionale, anche il personale dei gruppi che si è stato stressato in queste settimane di lavori complicati. E vorrei anch'io ringraziare le colleghe e i colleghi delle opposizioni, perché guardate, davvero tenere il punto, stare qui 48 ore a continuare a ragionare sui temi, sui problemi, coordinarci, trovare modalità di dialogo, affrontare sempre in maniera costruttiva. Quindi le ringrazio per l'impegno, per la pazienza, malgrado la mia notoria simpatia, insomma, vedo che hanno sopportato la mia prima sessione di bilancio da capogruppo, e anche, devo dire, per la volontà di confronto costante che avete dimostrato rispetto appunto alle sollecitazioni che in questi 2 giorni ci sono arrivate. Noi non siamo uniti come voi dalla responsabilità di governo, quindi vi assicuro che da un certo punto di vista non è scontato trovare un confronto, un terreno comune su cui ritrovarci, e quindi vorrei ringraziare le colleghe e i colleghi per la disponibilità. Ho iniziato questa sessione di bilancio citando il collega, l'assessore Calzavara, in cui diceva arriviamo in continuità con questi ultimi 13 anni. Vi dico sinceramente come la vedo io, come la vediamo noi. Dopo 13 anni la fase è finita
è finita perché sono cambiati i tempi, è cambiato il mondo, è finita perché le parole d'ordine, il vocabolario con cui avete governato in questi 13 anni non è più, a nostro giudizio, coerente con la realtà. È finita, come dimostrano le tensioni dentro questa maggioranza che emergono ogni volta dentro quest'Aula, sulle pagine dei giornali ogni mattina. È fisiologico quando un impero sta per crollare che i guerrieri combattano la battaglia personale. A noi sembra di assistere a questa fase. Vorremmo, è legittima, è fisiologica, vorremmo che sotto, diciamo, le spoglie delle vostre battaglie interne non rimanessero anche le macerie della nostra regione, quindi vi chiediamo, come dire, di costruire le condizioni per riprendere un filo del dialogo e del confronto e anche insieme ricostruire una prospettiva politica che ognuno interpreterà dalla parte in cui naturalmente vorrà e dovrà stare. Vi chiediamo soltanto la sincerità e l'onestà di stare dentro un dialogo che si fondi sul racconto della realtà vero, perché l'influencer e i social possono essere uno strumento attraverso cui noi raccontiamo alle persone un'idea, ma noi che siamo obbligati per statuto a fare i conti con la realtà, siamo obbligati a vedere i problemi e le questioni che abbiamo di fronte. Troviamo pure soluzioni diverse. Noi le vorremmo trovare da sinistra, di quelli che pensano che la priorità sia svolgere la funzione pubblica, definire dove deve stare lo Stato, che a differenza del privato non lavora per il profitto, ma lavora per garantire i diritti sociali delle persone. È questa la differenza, consigliere Polato. Noi non siamo i sindacalisti dei privati, noi siamo i rappresentanti delle istituzioni che dovrebbero intervenire per garantire pari opportunità dove il libero mercato e la libera impresa non offre opportunità uguali per tutti. E questa è la differenza, no? Tra chi lavora per diritti universali e chi si occupa degli interessi delle corporazioni. Ecco, noi pensiamo che al netto delle opinioni di tutti oggi serva un salto di qualità, non tanto alla maggioranza o alla minoranza, ma quanto alla Regione del Veneto. In questo bilancio questo salto di qualità non lo vediamo e per questo ovviamente annuncio il voto contrario del gruppo del Partito Democratico.